Buongiorno a tutti, grazie. Collegati invece con Verona abbiamo Adriano Filice, segretario SPCGIL di Verona. Ben arrivato anche a lei, segretario. Buongiorno a lei e a tutti i spettatori. Allora, il tema è molto importante ed estremamente interessante, quindi è frutto di un'indagine, di una ricerca che viene fatta comunque ormai periodicamente, più o meno ogni anno, dalla parte dello SPCGIL, sia territoriale che poi regionale, ma anche a livello nazionale, sull'andamento della sanità. In modo particolare ciò che pesa tantissimo ai cittadini e ancora di più agli anziani e poi induce a far meno controlli, meno visite e di conseguenza meno prevenzione, eccetera, è il discorso del peso economico dei ticket sanitari, delle liste d'attesa veramente lunghissime, si cerca di accorciare ma poi alla fin fine sono sempre veramente lunghe, eterne, e poi una certa differenza di trattamento che emerge proprio da questa ricerca tra regione e regione, codici bianchi, situazioni analoghe. C'è una normativa più stringente che fa sì che tanti cittadini poi alla fin fine si trovino a dover pagare la prestazione sanitaria in codice bianco e che viene a costare anche parecchio, ma vediamo di capire qualche cosa in più perché l'indagine è molto dettagliata ed è uno spaccato di una realtà. Segretario, ci racconti un po' questa ricerca, perché praticamente il pronto soccorso, che dovrebbe essere un luogo dove le persone trovano sollievo, visto che comunque la medicina generale non è così aperta a tutti e non ci sono altre strutture, eccetera, però è un problema aperto. Il problema è un problema assolutamente aperto. Sull'urgenza e emergenza, sui pronti soccorso, hanno diversi problemi che non sono stati affrontati. A cominciare dalla mancanza delle strutture territoriali, a cominciare dal mancato completamento delle norme sulle medicine integrate o comunque sulle medicine di gruppo e via di seguito. Sicuramente c'è un grande problema per quanto riguarda gli organici, sappiamo tutti le carenze di organico sia per il personale medico sia per il personale sanitario che sta nei pronti soccorsi. Sappiamo che il Veneto è una delle regioni che ha un tempo d'attesa nei pronto soccorsi tra i più alti in tutta Italia. E non lo diciamo noi, lo dico in premessa, tutte le cose che noi stiamo dicendo derivano da indagini fatte dalla stessa Regione del Veneto o dalla Genas o dall'Istat, quindi dati assolutamente ufficiali, che ci dicono che appunto in Veneto il tempo d'attesa nei pronti soccorsi è in media di 4 ore e mezzo. Che francamente per delle persone che sono in situazioni di difficoltà è uno sproposito. Ma dall'altro c'è anche la questione del pagamento. Il Veneto abbiamo verificato che a causa dell'attribuzione dei codici, che non dipende certo dal personale del pronto soccorso, ma dipende dalle normative e dalle direttive della Regione del Veneto, vengono attribuiti ai cittadini il codice bianco per il 55% dei casi all'incirca, mentre il codice verde è intorno al 20% e meno ancora codice giallo e codice rosso. Infatti se noi vediamo la slide, quella dove si indica codici bianchi e verdi nel 2023, con proprio un grafico praticamente che viene indicato, vediamo che il Veneto, eccolo qua, che è proprio in alto, il più alto, 55% dei casi sul totale. Codici verdi abbiamo invece che scendiamo, cioè il Veneto è solo 19%, è una cosa stranissima. Sì, anche perché noi non crediamo francamente, tanto per dirla, che un cittadino che abita a Rovigo vada al pronto soccorso in maniera assolutamente più leggera di quanto non faccia un cittadino che abita a Ferrara o uno che abita a Verona rispetto a uno che abita a Brescia. È evidente che queste indicazioni nascono appunto da indicazioni specifiche della Regione,
ma con sé questo porta a un altro dato, nel senso che i codici bianchi sono i codici per cui il cittadino nel momento in cui esce deve pagare il ticket e le prestazioni che ha avuto in pronto soccorso. Quindi il ticket che è previsto per quella prestazione, però se fa una diagnostica, fanno i classici raggi e non emerge niente, deve pagarsi i raggi. Deve pagarsi i raggi. A quel punto... Quindi a un certo punto uno dice no, guarda, non farmi neanche i raggi perché non ho soldi per pagarli. Esatto, a quel punto emerge il fatto che i cittadini del Veneto, oltre alle mancanze che dicevamo prima, sono costretti anche a pagare molto di più dei cittadini delle altre regioni limitrofe, quali l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Toscana, ma insomma siamo di gran lunga la regione italiana che paga di più in termini di ticket per quanto riguarda l'accesso ai pronti soccorso. Questa ricerca è fonte Agenas, giusto? Sì. Quindi è una ricerca che è stata commissionata da voi? No, l'Agenas è la struttura nazionale che per il Ministero della Salute monitora l'andamento della sanità nel nostro Paese. Quindi è una struttura pubblica, certo. È del Ministero e quindi non è un'interpretazione nostra. No, infatti, per assurdo, per capirci, se uno si trova in una zona, ecco, parliamo con Verona, quindi anche con il segretario di Verona, quindi lì al confine, al confine tra Veneto e Lombardia, e per un accidente va al pronto soccorso, se va nella regione vicina perché magari il pronto soccorso è poco distante, rischia di non pagare niente, se invece per caso va dalla parte giusta di appartenenza, paga, segretario, per capire. Ma indubbiamente sì, perché i numeri e i dati lo dicono. Se il Veneto incassa 14 e passa milioni di euro, l'Emilia Romagna incassa 7 e passa milioni di euro e la Lombardia, che ha una popolazione quasi il doppio del Veneto, incassa 3,15 milioni di euro, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Bisogna però chiarire una cosa. Primo, che questa condizione non è assolutamente addebitabile al personale pronto soccorso. Come è stato spiegato prima, queste persone vivono con sottorganico e a volte in una situazione sì di estrema difficoltà e anche di difficoltà di natura fisica. Quindi è una responsabilità delle direttive della regione. Secondo, che questo ticket non si può definire ticket, è un'ulteriore tassa sulle spalle dei veneti, perché se io vivo in Emilia-Romagna non pago il ticket, se io vivo in Lombardia non pago il ticket e se io vivo invece nel Veneto pago un ticket, ovviamente mi si chiede non un ticket ma una tassa. La terza questione è che questa è la conseguenza della mancata presenza di una sanità che comunque non funziona o comunque si è scelto di sportare sul privato, perché se noi da una parte abbiamo le liste d'attesa, abbiamo i medici di liste d'attesa lunghissime, medici di famiglia che non ci sono in molti territori, una sanità territoriale che volutamente è stata messa in ginocchio, una persona, specialmente un anziano e un'anziana, di fronte a alcune difficoltà, che alternativa ha? Tra l'altro, il cittadino, le persone, quando vanno al pronto soccorso, ormai sappiamo esattamente cosa ci aspetta. Cioè, non è che una persona va al pronto soccorso che è ignara di cosa aspetta, ore e ore di attesa, perché dopo, prima è stata data una media, però a ognuno di noi è capitato di portare il proprio anziano in pronto soccorso perché non aveva altra alternativa rispetto al fatto che comunque molte persone oggi che dovrebbero essere collocate in una casa di riposo sono in lista d'attesa e l'unica emergenza a volte è il pronto soccorso. Per cui sul cittadino grava in qualche maniera anche un giudizio sbagliato per cui le persone vanno al pronto soccorso così vanno a un pronto soccorso perché non trovano risposta del territorio. Arrivano al pronto soccorso sapendo che dovevano aspettare ore e ore e alla fine si trovano anche un ticket da pagare maggiorato rispetto all'analisi. Allora c'è da dire una cosa chiara: il Veneto ha deciso di stare sulle spalle delle persone un'altra tassa.
Allora, di questa questione, questa problematica che avete analizzato, voi avete avuto degli incontri in regione, avete sollevato il problema, in qualche modo, insomma, è emerso? Sì, a parte che discutere con la Regione del Veneto, avere degli incontri veri in cui si facciano delle trattative vere Per magari mandare qualcosa di è stretto. un'impresa praticamente impossibile. Basti pensare che l'ultimo incontro che noi abbiamo avuto come CGIL CISL UIL risale a giugno dell'anno scorso, quindi sono 7 mesi, 8 mesi che stiamo aspettando nuove convocazioni. Ma dall'altro, l'abbiamo posto più volte, anche dal punto di vista del finanziamento, perché ha ragione Adriano, questi 16 milioni che i veneti pagano in più degli altri è di fatto una tassa ed è in netta contraddizione con quanto spesso e volentieri ripete il nostro Presidente della Giunta regionale, cioè che non si vogliono mettere le mani in tasca ai veneti. Lo si fa in realtà esattamente con le persone invece più fragili e a prescindere dalle capacità che ha ogni singola persona, perché è evidente che chi si rivolge al pronto soccorso lo fa esattamente per le cose dette prima, perché sta male, specialmente se è anziano, non trova un servizio come dovrebbe trovarlo sul territorio, perché ricordo, abbiamo fatto una trasmissione circa un mese fa in cui abbiamo detto che le case della comunità che dovrebbero garantire un servizio 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana non sono partite in Veneto, ne sono state completate 4 su 95, quindi siamo lontanissimi dagli obiettivi che si erano posti, oltre al fatto che manca anche il personale per questo. E alla fine appunto queste persone che già di per sé sono fragili e non trovano i servizi sul territorio sono costrette ad aspettare ore e ore e ore e in più a pagare questa tassa. Ripeto, i dati del Veneto nel 2023 parlano di 16 milioni di euro pagati dai veneti a fronte di 2 milioni di euro pagati dai cittadini lombardi, che tra l'altro sono il doppio dei veneti. Allora, messaggio, qualcuno mi deve spiegare come con tutto quel che paghiamo tra tasse, imposte, accise e altro, come sia possibile non garantire al massimo i servizi sanitari, ma come vengono spesi i nostri soldi? I medici italiani sono sottopagati, mentre le medicine costano un'enormità. Bisogna dire basta a queste situazioni, scrive un telespettatore. Sì, io aggiungerei, questo telespettatore ha assolutamente ragione. Io aggiungerei che non solo i nostri medici sono sottopagati, ma tutto il personale sanitario in Italia è sottopagato rispetto a quelli che sono i livelli di professionalità e di responsabilità che si assumono. E dopo si rischia che noi li perdiamo. Andiamo un attimo in pubblicità, poi dopo la pubblicità entriamo nel merito specifico dell'analisi, perché è stato fatto un focus anche con Verona, per cui ridiamo la parola al segretario di Verona. Restate con noi, approfittate, ne scrivete messaggi, WhatsApp, tra poco. Allora, chiedo nuovamente l'intervento del segretario di Verona, che così continuiamo anche vedendo le slide di supporto. Ci racconti, perché non è solo codice bianco, ci sono anche altri codici, ci sono insomma degli accessi vari, no? Sì, ci sono i 4 accessi, c'è il codice bianco, c'è il codice verde, il codice giallo e il codice rosso. Faccio una differenza: mentre il codice bianco, gli accessi al pronto soccorso di un anno sono stati 154.009, gli accessi al pronto soccorso con codice rosso sono stati 3.490. E questo sottolinea il fatto che le persone non si trovano alternativa, come è stato detto, per andare al pronto soccorso, cioè i numeri ce lo dicono. Tra l'altro, sui 154.000 persone che entrano con codice bianco, 4.662 vengono ricoverate e quindi in quel momento lì non sono più chiamate a pagare il ticket. Ma è da sottolineare che le persone si trovano proprio nell'assoluta necessità e bisogno di andare al pronto soccorso, e questo è un dato
è un dato incontrovertibile. Per cui c'è sicuramente da aprire un confronto serrato per chiedere alla Regione se hanno scelto deliberatamente di spostarsi sulla sanità privata e se ed effettivamente è giusto che i cittadini e le cittadine, le pensionati e pensionati, lavoratrici e lavoratori del Veneto siano chiamati a pagare ulteriormente rispetto a quello che già pagano rispetto alle tasse e in quello che già pagano rispetto ai ticket normali e alla sanità privata, considerando che in questa condizione ci sono anche in Veneto migliaia e migliaia di veneti che comunque non si curano più perché comunque il costo della sanità è altissimo. Quindi anche questo contribuisce al fatto che se uno non si cura più perché non ha le risorse economiche per affrontare la sanità privata, in certi casi, in moltissimi casi, rispetto all'emergenza non ha altra alternativa che rivolgersi al pronto soccorso. Chiaro. Però se ci fossero magari dei medici di medicina generale organizzati, la medicina territoriale di base Chiaro? estesa, eccetera, ci sarebbe meno ricorso al pronto soccorso per codici bianchi? Noi siamo assolutamente certi che questo succederebbe, nel senso che se si rafforzasse in maniera adeguata, in maniera importante la sanità territoriale, che non è soltanto avere una visita, perché come segretario regionale potrà spiegare meglio di me, la sanità territoriale, oltre ad avere una sinergia di personale, è anche una sinergia di strumentazione sul territorio, per cui alcune cose tu non hai necessità di andare in ospedale a farle, e quella è anche un'opera di prevenzione. Perché qua nessuno ha la bacchetta magica, nel senso che in questo paese non è stato detto ai cittadini di questo paese che la scelta è stata quella della sanità privata. E la Fondazione GIMP ci dice che tra l'altro dal 2012 al 2023 le persone in Italia hanno speso più di 40 miliardi di sanità privata e l'incremento è stato del 26% e tende a aumentare. E allora viviamo in un'ambiguità, c'è chi ha scelto sotto banco di rafforzare la sanità privata, non ci è stato detto e ci colpevolizzano del fatto che andiamo anche al pronto soccorso perché non abbiamo alternativa e quando siamo lì ci chiedono anche di pagare ulteriore tassa che a quel punto lì io la definirei, come detto giustamente prima, una tassa e non un ticket. Certo. Ha un altro messaggio: tempi di attesa nei pronto soccorsi del Veneto e le liste d'attesa infinite per le prestazioni diagnostiche, ne avete già parlato, ma forse bisogna essere più energici nella protesta. Questo delle liste d'attesa, effettivamente, quando ti mettono a 60 giorni, 30 giorni, eccetera, che in molti casi non riescono ad essere rispettati, per cui è preoccupante, perché a questo punto uno deve dire: ma il medico mettimi subito d'urgenza, tanto l'urgenza sarà tra N giorni, e quindi il cittadino poi si preoccupa. Il cittadino ha assolutamente ragione, nel senso che purtroppo nella nostra realtà continuiamo a avere liste d'attesa che sono assolutamente lunghe e assolutamente eccessive per quanto riguarda le esigenze della salute. Continuiamo a non avere, lo dicevo prima, le case della comunità, continuiamo ad avere pochissime medicine integrate, continuiamo ad avere dei pronti soccorso che sono costantemente intasati e con i costi che dicevamo prima, ed è evidente poi la cosa che diceva Adriano Filice, e cioè che c'è uno spostamento di risorse imponenti dal pubblico verso il privato, con un esborso da parte dei cittadini estremamente importanti. Dovremmo fare iniziative più forti. Ricordo a tutti che almeno come CGIL, complessivamente Confederazione Pensionati e categorie, abbiamo già fatto diverse manifestazioni nel Veneto, le abbiamo fatte a Verona, a Vicenza, a Belluno, a Venezia, a Padova, in tutte le province, proprio per sollecitare la Regione ad assumere provvedimenti diversi. E abbiamo intenzione, a fronte delle mancate risposte, di fare un'ulteriore iniziativa che dovrebbe essere nei primi giorni di aprile. È evidente che
Ci serve però anche portare a conoscenza i cittadini di due fatti. Uno, che quello che succede a ognuno di loro non è che succeda solo a loro. Purtroppo è una cosa assolutamente, estremamente diffusa in tutto il Veneto. Se mancano 600 circa medici, se ci sono 600 zone scoperte per quanto riguarda i medici di medicina generale, vuol dire che ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di cittadini del Veneto che non hanno una risposta. Ecco, 120 giorni di attesa per una colonoscopia prevista a 30 giorni. Assolutamente quello che dicevamo prima. Quindi da un lato che la cosa è molto più diffusa di quanto vogliono farci credere. Due, che c'è anche la possibilità, appunto, partecipando alle iniziative che vengono portate avanti, di provare a cambiare la situazione, perché non basta semplicemente dire a me non danno una risposta, bisogna anche avere la capacità di influire su questo e dire che bisogna cambiare la situazione che è in essere. Ecco, voi avete appunto delle proposte. Uno, come accennava anche il segretario di Verona, ampliare, rendere operativa, lo diceva anche lei, la medicina territoriale, che però con la riforma della sanità dovrebbe essere prevista, no? Si dovrebbe attuare, doveva essere già attuata in realtà. Stiamo da tempo dicendo che il territorio, come viene detto, è la frontiera della sanità anche per il futuro. Però questo dovrebbe appunto avere a che fare con degli strumenti che o stentano a decollare o non ci sono proprio. Alcuni anni fa avevamo detto tutti che le medicine integrate dovevano essere una realtà diffusa in tutto il Veneto, salvaguardando evidentemente le situazioni, Certo. penso alle isole o alcune zone di montagna in cui l'ambulatorio era più utile. Il dato è che questa cosa si è fermata sia per la mancanza di volontà da parte della Regione, sia per mancanza di personale e sia per anche incentivi che non sono stati dati. Dall'altra le case della comunità stentano a decollare, anzi in Veneto non sono proprio decollati. Anche qua basti pensare al fatto che noi stiamo ancora ragionando su come aprire le case della comunità. Una regione vicino a noi, che è l'Emilia-Romagna, sta già pensando a un modello successivo alle case comunità che chiamano CAU e che ha esattamente la finalità di arrivare ad intercettare il problema che dicevamo, e cioè quello di dare una risposta ai cittadini in tempi veloci, senza dover pagare il ticket nel caso in cui ci siano dei problemi di urgenza sanitaria. Un altro messaggio: ma vogliamo capire che la sanità buona è il sintomo di uno Stato civile? Assolutamente sì. Segretario di Verona, Felice Adriano, agire anche sul problema delle liste d'attesa, anche da voi sono nell'USL veronese, sono pesanti? Sì, sono pesanti e sono molto lunghe come in tutto il Veneto e anche in tutto il paese, come viene denunciato spesso. La questione è che quello è un risultato di una scelta. La lista d'attesa lunga è perché manca il personale, mancano le risorse, perché da tempo è stato scelto, come dicevo prima, uno spostamento di risorse sul privato, per cui grava sulla testa degli anziani, gli anziani e dei cittadini questa scelta, e noi subiamo questa cosa in un contesto, tra l'altro, nel quale le pensioni hanno un potere d'acquisto sempre minore. Il lavoro, quello che viene incrementato, è un lavoro precario, e per questo motivo noi come CGIL abbiamo promosso il referendum per rendere il lavoro più sicuro. Per cui in un momento di estrema difficoltà anche economica delle persone,
e si trovano anche nella situazione comunque di affrontare il proprio stato di salute dovendo pagare. Effettivamente rispetto al potere d'acquisto delle pensionate e pensionati, questo è un ulteriore peso che ci si porta dietro. La lista d'attesa. Noi come sindacato abbiamo messo in piedi un meccanismo che ci permette anche di rivendicare la lista d'attesa, ma quel rivendicare la lista d'attesa è un grido assoluto di dover cambiare rotta rispetto a quello che si è fatto fino a ieri, cioè rendere la sanità pubblica un pilastro fondamentale di civiltà di una società che si vuol sentire e dire civile. Certo, siamo in conclusione, segretario regionale. Voi chiedete anche una riassegnazione dei codici. Sì, diciamo che è una delle questioni che noi poniamo. Se i dati sono quelli che abbiamo visto prima, e cioè il 55% in Veneto, il 13% in Emilia e in Lombardia, vuol dire che si è fatta una scelta di penalizzare e far pagare i cittadini del Veneto. Questa scelta secondo noi va radicalmente modificata, anche perché la giustificazione che è stata data all'inizio, e cioè che questo avrebbe ridotto il numero di persone che si rivolgevano ai pronti soccorso, ha dimostrato due cose. Uno, che questo non è vero, perché il numero di persone che si rivolgono ai pronti soccorso è uguale in percentuale in Veneto come in Emilia, come in Lombardia, come in Toscana, tanto per citare le regioni a noi più vicine. E due, perché non è neanche francamente corretto, cioè se uno sta male deve avere un luogo a cui rivolgersi, non è possibile che alla fine incentiviamo il fatto che i cittadini non si curano più se non vogliono pagare, perché questo vuol dire appunto andare verso un paese che dei diritti e della civiltà sta facendo strame. Allora siamo giunti al termine, grazie a entrambi, grazie al segretario Adriano Filice dello Grazie a lei. SPCGL di Verona, di questo spaccato sulla realtà territoriale, e naturalmente Ugo Giollo dello SPCGL del Veneto per averci illustrato questa ricerca sulla situazione di pronto soccorso, delle liste d'attesa della sanità, supportati dal rapporto Agenas. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, vi aspetto come sempre, poi se volete rivedete la puntata naturalmente sul sito, su YouTube, e poi chiamate lo SPCGL per qualsiasi informazione. Buon proseguimento.